Siamo ormai alle porte dei playoff e avete raggiunto già un traguardo storico. Da dove si parte per arrivare insomma a quello che è il percorso decisivo di questa finale? Ma il traguardo storico è un traguardo che fino adesso ha fatto vedere il lavoro fatto, ci ha fatto capire cosa era da migliorare, cosa serve per arrivare fino in fondo. Adesso inizia un nuovo campionato, inizia un livello diverso di partite, di difficoltà, di viaggi, di tempi e quindi ci vorrà un esame diverso anche dal punto di vista mentale. Ecco, per te che insomma ci ricordiamo le lacrime l'anno scorso dopo Napoli. Quest'anno insomma è anche un traguardo personale quello di riuscire a portare la tua squadra Udine di nuovo in A1. Ma io l'ho detto che quando sono tornato a Udine avevo un sogno e rincorro questo sogno. È stato un bellissimo traguardo quello della Coppa Italia, non era mai successo a Udine, quindi per noi è stato il primo esame importante passato. Adesso inizia un traguardo difficilissimo, ma ripeto, bisogna pensare partita per partita, perché troppo a lungo termine si inizia a disperdere le energie. Abbiamo l'impressione, alcuni di noi tifosi, che aver scampato Cantù sia stata una buona soluzione, ovvero che la PU potrebbe avere qualche possibilità in più, anche se avevamo la sensazione già nel corso dell'incontro con Cantù di aver visto una formazione che poteva farcela anche nell'ambito delle 5 partite, senz'altro. Ma allora, se devo dire la verità, sicuramente è importante non aver meno concorrenti forti. Sappiamo che è difficilissimo Cantù perché è una squadra tosta, in campionato purtroppo non abbiamo mai affrontata al completo e in Coppa invece siamo riusciti a vincere nettamente. Sappiamo che è una grande squadra con grandi traguardi e penso sia molto difficile anche Scafati, che è nell'altro girone, perché l'anno scorso abbiamo giocato le semifinali là in un palazzetto mezzo chiuso, ma era già dura. Non voglio però che si dimentichi che ogni turno è insidioso, ogni squadra è difficile, ci sono sempre delle sorprese, quindi non penso che adesso San Severo sarà un turno facile, ma sarà un turno molto difficile, anche perché tutti si aspettano che noi passiamo il turno e quindi devi giocare anche con un obiettivo in testa un po' più difficile da raggiungere, perché deve essere chiaro. Ecco, il percorso comunque è stato davvero importante. E cosa vi portate ai playoff di questa stagione? Ma ci portiamo un gruppo storico che ha già saputo lottare l'anno scorso facendo 2 finali, un record di vittorie sapendo di non aver mai perso 2 volte di fila, una Coppa Italia vinta e quindi c'è un bel bagaglio, ma adesso questo serve non per dare e sottovalutare i problemi, ma come punto di partenza per avere una base solida, soprattutto nei momenti di difficoltà. Fattore Carnera, si torna col pubblico al 100%. Cosa vuol dire poter giocare intanto 2 partite in casa di fronte insomma a un pubblico tra i più calorosi della categoria? Giocare al Carnera deve essere per noi un fortino. L'ho sottolineato più di una volta che il nostro sesto uomo deve essere il pubblico. Gli udinesi si sono affezionati a questa squadra e noi lo sappiamo e ci teniamo molto che ci sia la loro presenza. Sappiamo di una grande richiesta di biglietti, di una vicinanza verso di noi, sia sui social che in giro per la città, quindi fa capire che Udine ha capito che tipo di squadra siamo e che serietà abbiamo e che status abbiamo ottenuto per arrivare fin qua. Quindi chiediamo un grande supporto anche per questi playoff, perché saranno lunghi, difficili e spero in un aiuto soprattutto in un momento difficile, perché nei momenti belli è facile magari essere vicino a noi, ma credo e spero in un aiuto soprattutto in un momento difficile che in un percorso così lungo potrebbe succedere. Michele Antonutti è un leader, però hai sempre insistito sul fatto che l'integrazione con tutti gli elementi, la squadra nella sua complessità è il risultato. Però naturalmente tu sei consapevole di essere un leader in questo gruppo, anche se, come hai sempre detto, è l'insieme del gruppo che fa la differenza. Sì, il gruppo è fondamentale perché è uno sport di squadra e una squadra deve avere vari leader in base a che cosa serve, in base al momento, in base a che necessità ha la squadra.
Di esperienza sicuramente posso dare una grande mano, perché di battaglie, di difficoltà, di momenti difficili e di playoff ne ho giocati molti più di giocatori che forse è il primo anno che lo giocano. E questo deve essere un momento che può servire a tutti. Essere leader non significa essere davanti agli altri, ma significa essere al servizio degli altri. Abbiamo un condottiero, che è il nostro allenatore, che è il leader assoluto, un grande comunicatore, una persona con grande energia e una grande esperienza dal punto di vista di battaglie sui playoff. Quindi abbiamo tutte le carte in regola, siamo pronti e vogliamo essere carichi per fare un percorso più lungo possibile. Ecco, chi all'interno del gruppo ti ha stupito di più? Perché ci sono tanti giocatori, insomma, che hanno fatto una stagione importante. Ma allora, quando fai un record, dei record su una stagione regolare, sono rimasto stupito e una grande voglia di migliorare e di mettersi al servizio della squadra da parte di tutti. Abbiamo un sistema di lavoro intenso, abbiamo dei grandi professionisti e quindi qualche giocatore che arriva da delle realtà diverse può un attimo subire il colpo, il contraccolpo, ecco, di un ambiente lavorativo con una grande mentalità. Mi ha fatto molto piacere vedere i miglioramenti di Brandon Walters, che arriva da un campionato kosovaro e adesso pian piano, con lavoro, con voglia di mettersi al servizio della squadra, con costanza, sta diventando un punto fisso, un fermo sotto canestro, ed è quello che c'è bisogno. Quindi è l'esempio di un giocatore che nei momenti di difficoltà non si è mai sottratto, ma è stato al servizio della squadra, ha capito e si mette a disposizione assieme a Ciccio Pellegrino, quindi sono due che coprono lo stesso ruolo e si sostengono, e penso che sia un esempio di cosa vuol dire venire a Udine ed essere a disposizione di un gruppo che è già solido e ha voglia di fare bene. Ecco, per tutti Udine è l'avversario da battere. Quale invece è l'avversario che voi temete di più? Con chi pensate di dovervela giocare? Allora, il primo avversario che penso sia quello di noi stessi, perché quando vinci tanto poi tutti si aspettano tanto. E io spero che questa difficoltà magari di poter entrare in qualche partita venga pian piano sciolto man mano che si giocano i vari incontri. E posso dire che però Verona, in questo caso nel nostro girone, è la grande corazzata ed è probabilmente la squadra che andrà in finale sicuramente. Sì, infatti io volevo chiederti se tra Ravenna, Verona, Scafati in questo caso, chi individui come la maggiore concorrente per salire in A1? Ma io penso che Scafati nell'altro girone sarà sicuramente in finale per il grande campionato che ha fatto, per l'ambiente e il palazzetto in cui si gioca, che è veramente difficile. Credo non abbiano mai perso in casa, e quindi di là sicuramente Scafati. Di qua posso dire che Ravenna è una squadra molto tosta, le prime tre sono squadre veramente importanti e Verona è sicuramente la grande rivale in assoluto, perché è veramente da tanti anni che lotta per provare a fare il salto di qualità. Hai avuto l'impressione che tra girone verde e girone rosso il girone verde fosse tecnicamente più attrezzato? Allora, ho notato che l'altro girone è un girone in cui c'è una solidità, un gioco ruvido, una fisicità molto alta, mentre il nostro girone è un girone un po' più tecnico. La Coppa Italia ha fatto vedere che il nostro girone è sicuramente un girone forte, ma quando ci siamo incrociati nella fase orologio abbiamo notato che la fisicità e l'intensità dell'altro girone non hanno niente di meno del nostro, quindi saranno sicuramente dei playoff duri e avvincenti. Ecco, ultime due cose. Cosa vi chiede coach Boniccioli? Quale messaggio vi ha dato in vista di questo inizio playoff? E poi quale messaggio ti senti da dire come capitano, come simbolo di Udine ai tifosi per questo maggio intensissimo? Allora, Boniccioli è un allenatore di grande esperienza, ci ha fatto capire che cosa vuol dire un playoff, che differenza c'è fra un campionato e un playoff, che mentalità bisogna avere, che cosa è importante per giocare i playoff, che si potrebbero perdere delle partite in casa che tutti danno per scontate, ma questi sono i playoff, quindi noi adesso stiamo lavorando su questa intensità, sulla solidità mentale, e il nostro allenatore è in assoluto il leader che ci può insegnare che cosa vuol dire fare un percorso lungo e difficoltoso.
agli udinesi c'è poco da dire, la parola principale è grazie, perché appena il palazzetto si è riaperto abbiamo trovato il carnet aggremito. Sappiamo che in questo periodo pian piano si sta tornando anche a venire in trasferta, quindi ci ha fatto piacere vedere anche la curva in trasferta. Sappiamo che c'è bisogno di loro, non sono mai mancati e vi chiediamo di venire al palazzetto e magari in un momento difficile farci un applauso in più rispetto che magari un fischio, perché, ripeto, in questo momento qua la fase mentale, l'unione dell'ambiente, l'unione della squadra, l'unione della città creano ambienti vincenti. Quando ho vinto la mia carriera ho trovato una sinergia importante tra la mia città e il pubblico e la squadra, e quindi spero che Udine lo capisca, perché i grandi traguardi si fanno tutti insieme.